Quando mi è stato chiesto di partecipare a questo incontro, ovviamente ho pensato a che cosa potervi portare come esperienza di quello che in realtà faccio ogni giorno. In realtà mi occupo di queste patologie da molti anni e quello che vedo sempre di più è che, scusate, ci sarà forse qualche diciamo errore di impaginazione, perché usando Mac con questo computer non ritornano tanto le pagine. Comunque vabbè, spero che riusciate a leggere lo stesso. Sì, vi stavo dicendo che quello che si vede sempre di più è che i disturbi dell'alimentazione, prima un collega diceva che non ci sono delle anoressiche pure, no? In realtà ci sono persone, ci sono pazienti e la maggior parte delle persone, cioè le persone sono complesse e quindi anche le loro patologie. E quindi quello che noi incontriamo è sempre di più pazienti che possono avere una diagnosi di un disturbo dell'alimentazione, ma anche di altre patologie. E una delle cose che si ritrova più frequentemente è anche una storia di abuso in termine molto ampio e nei pazienti, ad esempio, che noi ricoveriamo a Villa Margherita è molto frequente la presenza di una storia di abuso. Già le linee guida dell'APA indicano come ci siano tutta una serie di situazioni in cui il trattamento è influenzato fortemente dalle caratteristiche dei pazienti e che quindi dobbiamo anche pensare dei trattamenti diversi. Io ho aggiunto a quello che erano le indicazioni anche la storia di traumi nell'infanzia e nell'età adulta, però la mia considerazione è sostenuta da altri, nel senso che se voi vedete queste sono delle così sottolineature fatte nel 2011 da una conferenza importante londinese in cui si evidenzia come il trattamento di pazienti che hanno una storia di traumi indubbiamente rende più difficile il trattamento. E la spiegazione è proprio il fatto che soprattutto le esperienze traumatiche durante l'infanzia, in senso veramente ampio, poi lo vedremo, tra cui anche la trascuratezza, questi pazienti rispondono in modo meno diciamo di successo al trattamento. E forse quello che lega i traumi poi alla difficoltà di trattamento e a disturbi alimentari è proprio il fatto che il trauma provoca vergogna, aspetti dissociativi, disturbi del controllo degli impulsi, disturbi d'ansia e anche uso di sostanze, come pure alterazioni delle capacità cognitive e instabilità dell'umore. E noi possiamo arrivare fino a una vera e propria diagnosi di disturbo post-traumatico da stress, sia semplice che complesso, soprattutto quando siamo in situazioni in cui ci sono dei traumi ripetuti o numerosi. E quindi quello che avvengono proprio sono delle situazioni proprio sovrapponibili ai sintomi da PTSD, come appunto le immagini intrusive, le difficoltà del sonno, difficoltà di concentrazione e anche difficoltà all'isolamento sociale, difficoltà all'interesse in qualsiasi ambito della vita. Per cui quello che dobbiamo vedere è in realtà cosa intendiamo per trauma, e in effetti ci sono tantissime definizioni e proprio il fatto che ci siano tantissime definizioni rende molto difficile fare una sorta di valutazione di tutti gli studi che sono stati fatti. Una definizione interessante è quella portata dall'OMS, che dice che il trauma è il risultato mentale di un evento, una serie di eventi improvvisi ed esterni in grado di rendere l'individuo temporaneamente inerme e di disgregare le sue strategie di difesa e di adattamento. Quindi il trauma di per sé è una ferita e come voi sapete nel DSM-5
è stato un po' ampliato, no, la definizione, e quello che viene riportato è che è un evento che può causare o la morte o la minaccia di morte, una grave lesione e anche altre minacce all'integrità fisica. E le esperienze traumatiche che sono state riconosciute, come vedete, sono molto ampie, non solo i classici aspetti traumatici come appunto le torri gemelle o il terremoto, ma anche proprio delle situazioni che mettono in pericolo l'individuo in vario senso. E ultimamente si vede anche come ci siano delle situazioni traumatiche legate alla storia di attaccamento dell'individuo, e in particolare proprio il fatto che l'individuo viva in un ambiente invalidante in cui appunto l'attaccamento diventa molto, diciamo, non sereno e sicuro, e questo può provocare appunto una situazione simile a un evento traumatico. Per trauma abbiamo una difficoltà perché in realtà non è che ci sia un evento che è per definizione traumatico. In realtà noi dovremmo trovare una situazione che è potenzialmente traumatica e poi, a seconda dell'individuo, questo evento potenzialmente traumatico diventa veramente traumatizzante perché provoca una reazione soggettiva su una base oggettiva. E quindi non è tanto importante l'evento di per sé, ma quanto le conseguenze dell'evento. Questa è una cosa molto difficile, ad esempio, da far capire ai genitori, no? Non so se a voi è capitato, quando i genitori dicono ma insomma, se ha subito un abuso quando aveva 5 anni, ormai ne ha 50, no? Adesso 50 esagero, ne ha 40, e poi cosa sarà mai, no? In realtà non è esattamente così. In una prospettiva EMDR noi abbiamo dei traumi definiti con la T maiuscola, no? Che sono appunto gli eventi catastrofici che possono portare a un disturbo post-traumatico da stress, ma anche quelli che vengono definiti dei traumi con la T minuscola, che sono dei traumi appunto nell'ambito relazionale e che sono appunto delle esperienze che apparentemente non sono così invalidanti, ma che ripetendosi nel tempo possono essere estremamente disturbanti. C'è una mia paziente che ricorda sempre che quando la mamma è tornata dall'ospedale, lei aveva 10 anni, le aveva fatto trovare la casa tutta pulita, la mamma le ha detto ma non ti sei nemmeno ricordata di pulire il bagno, no? In realtà quello era indicativo di una mamma costantemente critica, no? Dove l'attaccamento era di sicuro insicuro. E questa è una bella diapositiva tratta da Brewerton, che è uno dei principali studiosi del PTSD nei disturbi alimentari, dove cerca di tracciare una sorta di linea di continuità tra l'abuso infantile, ma lui lo chiama l'abuso sessuale, ma in realtà vedremo che ci sono tanti altri abusi, possono essere un fattore di rischio specifico per il disturbo alimentare, ma traumi multipli si associano a gravità sempre maggiori di disturbi alimentari, e in realtà quello che noi vediamo è che la storia traumatica è soprattutto frequente in soggetti che hanno condotte bulimico-purgative, quindi in realtà non solo nella bulimia nervosa, ma anche nella anoressia nervosa bulimico-purgativa e anche nel binge eating disorder. Questo era solamente per dirvi come in realtà la storia di eventi traumatici nell'infanzia costelli un po' la storia di tutte le patologie psichiatriche, no? E pensate che le esperienze appunto traumatiche durante l'infanzia si associano al 44% delle psicopatologie durante lo sviluppo e al 30% di quelle in età adulta. Come pure il fatto che ci siano dei traumi in ambito relazionale, quindi con le figure di attaccamento che provocano uno stress traumatico, è stato riconosciuto nel DSM-5 e nelle varie categorie diagnostiche. Questo è per dirvi quali sono queste esperienze avverse durante l'infanzia, e quindi vedete come
tutta una serie di situazioni, tra cui anche la trascuratezza emotiva, ma anche il fatto che ci siano delle madri trattate in modo violento, no, all'interno della famiglia, possono rappresentare delle situazioni di estrema gravità. Nei disturbi dell'alimentazione quello che si vede è che in genere quello che è uno dei mediatori tra i traumi infantili e la psicopatologia alimentare è il fatto che si sviluppi una disregolazione emotiva e quindi degli aspetti anche di tipo dissociativo. E come vedete la presenza di PTSD nei disturbi alimentari è piuttosto significativa, sembra nel 23% delle anoressiche e nel 25% delle bulimiche. E la presenza di eventi traumatici nell'infanzia è molto frequente, tanto da rappresentare il 18%, da essere presenti nel 18% circa dei pazienti che hanno manifestato almeno un evento traumatico, e il 24% ha vissuto almeno due esperienze traumatiche. E quindi si è notato che l'esposizione al trauma correla con la gravità della sintomatologia alimentare e anche con un adattamento sociale molto disturbato e anche con la presenza di comorbidità psichiatrica, come pure evidentemente con un'immagine negativa del proprio corpo. E quindi quello che questo recente studio del 2015 ha riscontrato è che in realtà è l'abuso emotivo, è la forma di abuso più correlato alle difficoltà di regolazione emotiva e alla gravità di sintomi dell'anoressia nervosa. E infatti la disregolazione emotiva sarebbe il legame tra l'abuso nell'infanzia e la sintomatologia di tipo anoressico e nelle varie categorie. Questo in parte l'avevo già detto, la presenza appunto di un abuso emotivo nell'infanzia sembra correlare alla presenza di disturbi alimentari. Questa è una bellissima review uscita veramente poco tempo fa, nel 2016, che ha cercato di vedere in realtà i vari tipi di abuso. Allora, innanzitutto la prima cosa che dice è che c'è una certa associazione tra i disturbi alimentari e gli abusi nell'infanzia. Però sembra che l'abuso di tipo sessuale non sia poi così frequente o così correlato all'anoressia nervosa. L'abuso fisico invece si associa a tutta la serie dei disturbi dell'alimentazione, mentre l'abuso emotivo è più presente e più associato alla bulimia nervosa e al binge eating disorder. Quindi quello che sembra risottolineare è quello che già diceva appunto Brewerton, che soprattutto gli individui con caratteristiche di tipo bulimico purgativo avrebbero questo tipo di correlazione con i traumi. Questo è un altro studio interessante fatto dal gruppo dei colleghi di Napoli, che mettono in evidenza come la presenza di maltrattamenti durante l'infanzia si associano a delle alterazioni del sistema endogeno dello stress, e l'hanno visto appunto soprattutto nelle pazienti anoressiche e bulimiche. E poi altri studi ancora precedenti evidenziavano proprio come la presenza di abuso soprattutto di tipo emotivo si associasse proprio ai disturbi di tipo bulimico purgativo. In questo caso avevano studiato le anoressiche bulimico purgative in confronto alle anoressiche restrittive. Questo è tutto quello che vi avevo già evidenziato, e per quanto riguarda appunto l'associazione tra PTSD e disturbi alimentari, ancora una volta anche nello studio di Mitchell sembra più significativo nelle pazienti con binge eating disorder e bulimia nervosa. Allora, qual è l'ipotesi che la ricerca sta andando ad indagare? È il fatto che ci siano appunto un ambiente emotivamente invalidante che porti allo sviluppo di sintomi ansiosi e anche di sintomi riferibili al PTSD, e questo possa portare quindi anche allo sviluppo di sintomi dissociativi, di autolesionismo e di PTSD,
e anche a utilizzare i sintomi alimentari come modalità per gestire ed evitare le emozioni e i ricordi legati al trauma, come pure appunto che le cure, la carenza di cure parentali possono rappresentare un disturbo di tipo emotivo che può portare allo sviluppo dei disturbi alimentari. Quindi i comportamenti tipici delle condotte bulimico-purgative potrebbero facilitare l'evitamento del materiale traumatico e anche risultare un modo per adattarsi all'attivazione emotiva del dolore. Come pure anche i comportamenti di eliminazione potrebbero essere un modo per cercare di dimenticare l'evento traumatico. Dall'altra parte, i sintomi restrittivi potrebbero essere un modo invece per riacquisire un controllo sul proprio corpo e sulla propria vita, soprattutto in situazioni in cui il soggetto non è stato privato di questa possibilità. E indubbiamente è più probabile che pazienti abusate abbiano una insoddisfazione corporea e un'immagine corporea insoddisfacente. Tutti gli studi sembrano appunto quindi evidenziare come sia necessario sia indagare gli aspetti traumatici in senso lato nei disturbi di alimentazione, ma anche pensare a qualcosa che vada a affrontarli in modo specifico. Quello che noi abbiamo cercato di fare, cerchiamo di fare a Villa Margherita, è proprio cercare di affrontare queste tematiche anche con delle tecniche diverse come appunto le MDR, ma anche la terapia sensorimotoria. In realtà vi volevo parlare tante cose, ma credo di avere non moltissimo tempo, e allora vi volevo spiegare come appunto il lavoro che noi facciamo a Villa Margherita è un lavoro complesso che cerca di affrontare il paziente grave sia in un momento di scompenso sintomatologico, sia da un punto di vista fisico che psicologico, e con l'idea di fare un progetto specifico sull'individuo, al di là di una sorta di modello di riferimento di base che è uguale per tutti i pazienti, che prevede appunto un lavoro multidisciplinare integrato in cui collaborano sia medici di tipo psichiatri e nutrizionisti, ma anche dietiste e psicoterapeute, con l'idea di avere un progetto che coinvolga anche i genitori, oltre che il gruppo dei pazienti, e anche con l'inviante a cui di solito appunto con cui di solito collaboriamo e a cui rinviamo il paziente una volta che noi abbiamo svolto il nostro pezzo di lavoro. Il lavoro che noi facciamo viene un po' riassunto in questa tabella, dove vedete come all'interno diciamo come nucleo centrale la psicoterapia individuale, ma poi ci sono tutta una serie di gruppi di psicoterapia che vanno ad affrontare specifiche tematiche, ma anche in relazione con il lavoro dei medici e anche degli infermieri, come pure dei genitori e anche delle dietiste, che sono presenti ai pasti per affrontare le difficoltà assieme ai pazienti, ma anche con un'attenzione a quelle che sono le capacità creative dei pazienti e anche alla capacità di riacquisire una propiocezione del proprio corpo, di modo da aiutarle in questa appunto riappropriazione della loro vita. Vi volevo far vedere solo un paio ancora di diapositive in cui noi abbiamo cercato proprio di indagare le stesse cose che vi ho fatto vedere prima, cioè evidenziare nei nostri pazienti quali fosse la presenza di disturbi traumatici e anche come il corpo potesse essere un luogo di elezione della memoria traumatica. E quindi abbiamo suddiviso i nostri pazienti indagandoli con queste scale, che sono sia diciamo della psicopatologia generale, ma anche sul corpo e la lessitimia. Questi pazienti, che erano 147, come vedete soprattutto anoressiche, sia di tipo bulimico purgativo che restrittivo, e poi bulimiche e BED, e come vedete quello che noi abbiamo riscontrato è quello anche che è stato già evidenziato in letteratura, come la presenza dei traumi sia maggiore nei soggetti che hanno condotte di tipo bulimico purgativo, quindi nelle anoressie e nelle bulimie purgine. E abbiamo anche trovato come
le scale più problematiche e che differenziavano i soggetti abusati, diciamo traumatizzati da quelli che non lo erano la scala della somatizzazione, l'insoddisfazione corporea, la fobia del peso e la difficoltà a discriminare le emozioni. Un altro studio che abbiamo fatto era per valutare invece la presenza di PTSD o comunque di sintomi ansiosi all'interno del nostro campione di pazienti valutare come la presenza di sintomi ansiosi potesse correlare con la presenza di traumi e anche con lo sviluppo di un disturbo alimentare. Come vedete erano tutte pazienti con una lunga durata di malattia e abbiamo indagato tutta una serie di scale proprio che evidenziavano sia il PTSD ma anche il rimuginio e l'ansia. E la cosa interessante che abbiamo visto, questa è una scala che valuta l'accudimento parentale e le esperienze infantili di trauma e trascuratezza, e la cosa che abbiamo visto in modo interessante è che quello che correlava di più con il disturbo alimentare era, diciamo, una certa presenza di trascuratezza e di disinteresse paterno, contrariamente a quello che era stato evidenziato in passato. Corro perché non c'è molto tempo, anche qua la cura paterna è un indice al contrario perché era dato dalla sommatoria della trascuratezza e della assenza paterna, e quello che abbiamo trovato è che molti soggetti avevano la presenza sempre di disturbi di tipo ansioso e anche di rimuginio e di PTSD. E quello che abbiamo evidenziato era come c'era un certo legame che spiegava il 50% della varianza tra disturbi d'ansia, PTSD e gravità della LASC col disturbo alimentare, che era maggiormente spiegato se associavamo anche la dissociazione. Quindi la conclusione è proprio che nei disturbi alimentari la qualità della cura genitoriale negativa, cioè uno stile di attaccamento insicuro e preoccupato, soprattutto da parte paterna, potrebbe rappresentare un trauma emotivo in conseguenza del quale si sviluppano sintomi ansiosi e dissociativi che potrebbero poi predisporre all'insorgenza del disturbo alimentare. Questa è la mia equipe che ringrazio sempre.